siamo molto preoccupati perché in quell'occasione ovviamente di fatto verranno decise le nostre sorti come famiglie. La data in questione è il 10 gennaio, quando EMA incontrerà la casa farmaceutica per esprimersi sul futuro di Translarna, unico medicinale al momento a disposizione di quel 13% di pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne con una particolare mutazione genetica. Tra loro anche Leonardo, 6 anni tra pochi giorni, figlio di Elena, che insieme ad altre 800 famiglie in Europa si sta battendo perché il farmaco non venga ritirato. Al momento è in commercio con un'approvazione condizionata in attesa di dati definitivi degli studi ancora in corso. Purtroppo, diciamo, per quello che sono stati gli studi nel raggiungimento dell'obiettivo principale, lo studio non è riuscito a dimostrare di fatto questo beneficio che però invece notano i medici e lo notano anche con un registro internazionale. Lo scorso settembre EMA si era espressa con parere negativo, poi è stato chiesto un riesame che permette alle famiglie di utilizzarlo fino al termine di gennaio, in attesa della decisione definitiva del 10. Da un lato dunque l'Agenzia Europea del Farmaco, dall'altra famiglie e medici che condividono l'efficacia del medicinale che non rappresenta una cura ma rallenta il progredire della malattia, come nel caso di un ragazzo di Padova di 19 anni che riesce ancora a camminare o come nel caso dello stesso Leonardo che vediamo in questo video, che ha iniziato ad assumere Translarna all'indomani della diagnosi. E qui si parla comunque di riuscire a deambulare per circa 3 anni e mezzo in più. La cosa più importante è lo spostamento come tappa dell'insorgere dei problemi respiratori molto più avanti. Per queste famiglie il medicinale rappresenta la speranza, significa regalare più tempo ai propri figli in attesa che la ricerca vada avanti. Per noi è anche un guadagnare tempo, perché ovviamente campo della ricerca. Esatto, la speranza per noi è la ricerca. Nel momento in cui ci viene tolto questo noi non abbiamo altro. Stiamo vivendo in un incubo, racconta Elena, come sospesi in attesa della decisione di EMA. 3 anni e mezzo di cammino sono tanti e per noi come genitori non glieli possiamo negare. Come ci sentiamo noi come famiglie a vederci dall'oggi al domani tolto un farmaco per curare di fatto i nostri figli? Il 10 si decide del vostro futuro in qualche modo? Sì.